abbiamo il piacere di avere con noi un SOB, perché non è una sofferenza, uno potrebbe pensare dai cartoni animati questo SOB diventa sofferenza, è vero Claudio Russo? Non so, può essere una sofferenza per chi ci ascolta, ma non credo, perché di solito no, mi fa piacere. Dovevamo mandare queste telefonate in condizioni video, ma le sorprese bisogna farle audio perché è troppo rischioso farle in video in questo momento qui. Buongiorno Claudio, com'è il tempo a Napoli? Com'è il tempo a Napoli? C'è un po' di sole, un po' timidino, però c'è sempre qua a Napoli, il sole esce sempre, sono le nuvole. Il sole ci sta sempre. Come il famoso sole mi sta a fronte a te, no? Dice, ma perché sta a fronte a te? Non può venire un po' da queste parti, no? Però diciamo che anche a Brescia è una bella giornata di sole, freddo, ma di sole. Però ormai noi siamo qui in autunno, siamo già condizionati dall'autunno. No, cominciamo piano piano, la sera fa un po' più freschetto, però di giorno. La sera ci mettiamo un cappotto al momento, non ti preoccupare. Arrivano anche saluti addirittura da Ravenna, il nostro collega Giordano Becchetti che dice tieni duro con la tua trasmissione, una delle poche non false e spazzature. Sasà sei uno di noi per questo. Vedi, è bellissimo e tu sei fortissimo. No, ma sai, noi siamo legati ancora un po' ai vecchi e sani principi che la musica deve avere un senso e una sonorità, non deve essere un rumore, no? Questo rifacendomi a Giordano Becchetti che anche lui scrive colonne sonore, scrive dei bellissimi, ecco lui è intervenuto, anzi saluto Giordano Becchetti da Ravenna che si trova lì a Ravenna, anche lui da Napoli. Questo per farti capire che siamo una televisione che si vede in tutto il mondo e anche oltre. Cioè tu vai sulla luna e trovi un napoletano che sta trasmettendo, cioè io in questo caso. Allora parliamo un attimino di questo SOB, che è un acronimo, non è che significa sofferenza né altro, ma significa che significa? Song Napoli Original Band. Song Napoli Original Band. Song che viene tipo, no, musica, canzone, ecco. Però è napoletano e suono. Ecco, allora stavo facendo proprio la differenza della O, è giusto, di song. Se la pronunciamo all'italiano, all'inglese song, che è canzone, no? Se la diciamo in napoletano. Dico tu che lo sai fare meglio in napoletano. Cioè non ho capito questo fatto. Song sono di Napoli. Song di Napoli originalmente. Che poi è bello perché vale sia al singolare, no? Che stiamo parlando, io sono di Napoli, che poi al plurale, cioè loro. Loro. Song di Napoli. Insomma, noi è così. Abbiamo una prima e una sesta persona, terza persona plurale, no? Che praticamente corrispondono, no? Quindi va bene com'è. Poi a noi ce l'hanno detto di tutte, sono veramente belle, sono veramente brave. Ecco, guarda, questo è il secondo posso confermare che cioè il terzo, il primo lo lascio dire alle donne perché non è competenza mia, diciamo anche che sia. Diciamo che siete bei ragazzi. Ragazzini, ragazzini. Hai sentito ragazzini, no? È piaciuto. Veniamo a noi, faccio un piccolo riepilogo per gli amici che forse qualcuno non vi conosce. I Song Napoli Original Band esistevano già da tempo, però durante la pandemia hanno avuto questo colpo di fortuna. Lo vuoi dire forte. Devo dire colpo di culo, devo dirlo proprio, tanto ormai di essere stati scoperti, oppure poi è stato fatto un tragitto per arrivare inconsapevolmente a Renzo Arbore attraverso il Canada, se non sbaglio siete arrivati, qualcosa del genere. Diciamo è stato un colpo di fortuna, questo lo sappiamo, però oddio, sai, la fortuna passa, però tu la devi pure prendere, insomma, non lo so, Renzo Arbore ci ha sentito, sì, tramite il Canada, tramite YouTube, insomma aveva fatto sto giro per queste nostre parodie e poi stavamo impazzendo perché lo stavamo ognuno a casa, noi siamo un gruppo tutti di amici. Sì, ma ditelo in quanti siete.
in questo ne siamo 7, però è un gruppo abbastanza elastico. Cioè, perché diventa anche 9. Anche 9, qualche la cantante, intanto collaboriamo con altri cantanti, qualche percussionista, dipende un po' da che tipo di spettacolo e cosa facciamo. Di base siamo 7, insomma. Diciamo che una volta così per divertimento, abitualmente il piano si suona a 2 mani, è diventato un piano a 6 mani, non si è capito niente. È stato bellissimo. Ha girato moltissimo, quel video ha girato moltissimo, credo. Un onore tanto per cominciare. L'onore è stato mio. Veramente. Allora, tanto per menzionare le mani di chi erano, Claudio Russo, centrale, io alla sinistra sui bassi, poi Mario che era alla tua destra, poi ecco Mario che sarebbe, io lo chiamo la mia metà, la tua metà perché l'altro tastierista, sì, che fortunatamente non litighiamo quasi mai, una cosa impossibile, è stato bello, perfettamente. Poi lo confermo io il perché mi ho visto live, no? Poi c'era Armando Staffa, che è il chitarrista narratore, lo definisco io, chitarrista narratore. Poi si è aggiunto Gesuino Schiano, che è il chitarrista, e poi non ce n'erano più. Poi non c'erano più, gli altri non c'erano, fortunatamente il piano era finito. Per fortuna che erano 88 tasti, va, per fortuna. Siamo esibiti in un bus boogie blues. Noi siamo divertiti, dai. Allora torniamo ai sob, dai, parliamo. Questo è successo, che ci ha sentito Renzo Abele, ma diciamo noi non sapevamo niente, e poi gli siamo piaciuti, quindi è vero un po' di fortuna, però gli è piaciuto proprio il nostro tipo di arrangiamento, come ci divertivamo, come abbiamo fatto i pezzi, perché noi appunto non siamo un gruppo commerciale, siamo un gruppo di amici, ci piace, l'abbiamo fatto, e ripeto, stavamo impazzendo perché poi ognuno a casa proprio, insomma, ce la facciamo più, ad esempio usciti, quindi ci siamo visti da casa. Ecco, raccontiamo che nel periodo pandemico, come si suol dire, ecco, nascevano queste situazioni di vari pezzi montati poi dopo, di ognuno a casa propria, che realizzava la sua parte di chitarra, pianoforte, batteria. Un lavoraccio. Lo so, guarda. Non è che lo faccio né per medicina, però ho imparato, piano piano abbiamo attaccato insomma questi video, questi pezzi che abbiamo fatto, ed è uscito a scivare. Ecco, chiariamo una cosa, perché mi ha scoperto Renzo Arbore, voi fate una musica che è completamente, io prima ho mandato Lino Vairetti in onda con i signori della musica, per cui è il re della prog, diciamo, Lino Vairetti, quindi parlavo di prog. Voi fate un genere prog rock, diciamo, no? Su questa cosa qui. Quindi però vi siete, nel periodo della pandemia, avete fatto delle parodie delle canzoni napoletane, tipo Miette della Vestaglia, è giusto? Sì, molte canzoni di Carosone, Scarole, quella di Lino. Insomma, varie parodie, ma perché proprio dovevamo, come si dice a Napoli, sbariare. Ecco, una da sbariare, perché non deve pensare al male, ma da sbariare. No, esatto. Va bene. E diciamo questa cosa, non dico che siamo stati i primi, ma quasi, perché la gente aveva bisogno di farsi due risate, di un po' di evadere un po' da questa atmosfera così. E come noi, quindi si sono attaccati, ci hanno sentiti, ci hanno sentiti, hanno fatto girare i nostri video, e adesso algo gli è piaciuto. Per gli è piaciuti gli arrangiamenti che abbiamo fatto, il modo la parodia, per esempio abbiamo tra di noi 2 o 3 che scrivono abbastanza bene, io non mi ci metto molto perché io correggo, riguardo, però diciamo ce ne abbiamo 2 o 3 che hanno molta fantasia ed è piaciuto. Scusami, non voglio interromperti, saluti anche da Pietruccio Montalbetti dei Dick in questo momento. Mamma mia, è un onore stare. Vai avanti, vai, continua pure. E niente, è così, tanto ha fatto che a gira chi sono, chi non sono, insomma è riuscito a rintracciarci un po' più avanti ed avere il numero di telefono di noi tramite poi un amico in comune che ha dato il numero di telefono di Armando. E ci ha contattato.
E così siete stati ospiti clou della serie Streaming City Rock, il programma che trasmetteva Renzo Arbore. E quindi il mondo vi ha conosciuto. Quasi tutti i giorni, anche perché c'era molto da lavorare, perché giustamente ne abbiamo fatto altre e lui per la trasmissione ne piaceva, diceva no, fatene altre perché non le voglio far sentire, mi piace. E così si primiziati che show, sì, ho fatto varie puntate, non ricordo, per una ventina. Comunque Tra i due ci siamo stati lui, insomma. Senti, ma mettete la vestaglia sin da me, come salta sta vestaglia? Per una questione fonetica, o stepita una pastiglia? Il discorso no, è nato un po' perché ogni tanto ci sentivamo probabilmente, quindi ma come sai, ma che stai facendo? Che te sto in vestaglia, che non sto uscendo, io sto in vestaglia, sto in pigiama. Dopodiché è cominciato a uscire queste parole e allora inizio a vestaglia sempre a me, insomma, invece di via di Mapino. Ho capito. Ma noi ne abbiamo fatte parecchie. Io ne ho una che manderò dopo, perché non manderò voi con la prog, perché stiamo montando un video che tu sai benissimo, no? Sì, ecco, però mando l'ultima, diciamo, secondo me che avete, poi non mi ricordo se ne avete fatto altre, però è quella lì che racchiude tutte le pietanze partenopee in una canzone, Scarole. Scarole, è stata sì, una delle ultime, è quella che è stata carina. Esatto, dopo le cose divertenti che vengono, dai, nella vita ogni tanto ci vuole qualcosa. Beh, è giusto che sia così. Dopo infatti manderò questo video Scarole per concludere in bellezza, così vi vedranno anche. Però i Sob hanno deciso di far capire al mondo intero che loro non sono Scarole mette da una vestaglia o tutte le cose, ma sono veramente un gruppo che fa paura. Questo lo dico io, credetemi, sinceramente. Hanno fatto un concerto al teatro Salvo d'acquisto a Napoli, al Via Morgan, al Vomero, il nostro territorio. Noi, guarda caso, sono arrivato pure io da Brescia a vedere questo concerto e me la sono goduta. C'è mia moglie che continua a parlare di questo concerto perché le è piaciuto moltissimo. È stata un'impresa arrivare, perché noi sappiamo, noi partenopei, anzi noi siamo parte napoletani e partenopei, per chiarire bene proprio le nostre origini, come diceva Totò. Arrivare in quel teatro è stato bellissimo, ma è in una delle zone principali di Napoli, al Vomero, quindi io sono partito 2 ore e mezza prima per arrivare lì dentro. Infatti mi sono goduto anche il soundcheck, goduto tra virgolette, diciamo così. Però alla fine no, ma non problemi vostri, anzi gli devo fare i complimenti perché nelle condizioni, questo lo dico per spezzare una lancia a favore vostro, anche per chi magari può vedere il video per l'audio, ecco, avete sofferto le pene dell'inferno per il service che non era all'altezza, questo bisogna dirlo. Sì, è capitato, diciamo, e chiariamolo questo problema, è giusto, diciamo. Sì, un po' quello, un po' purtroppo causa anche Covid e vari discorsi, perché ci abbiamo dovuto usare quelle applicazioni, ma qualcosa è andata male, insomma, qualche cosa, insomma, comunque diciamo, l'abbiamo fatta lo stesso. Per chi ha ascoltato è andato benissimo, perché sinceramente però io ho capito che significa stare su un palco e non sentire suonare, e questa è la cosa più difficile. Più di noi, No, è che proprio, ma anche qualsiasi musicista anche che sale per la prima volta sul palco e deve suonare e non sente quello che sta facendo perché non lo sente, sul palco non si sentiva, quindi un elogio a voi che avete portato avanti, avete portato avanti una serata magnifica. Alla fine tutti non applaudito, hanno cantato insieme a noi, insomma, esatto. Faremo ancora meglio, dai, con un servizio ancora migliore. Esatto, ancora così. Poi tra l'altro vi aspettiamo anche qui perché dobbiamo organizzare, annunciamolo come avevate detto anche voi sul palco, prepareremo una tournée anche qui al nord Italia dei Sob, quindi sicuramente ci divertiremo live qui da queste parti qui. Ecco, però non è finita lì, perché noi dopo, il giorno dopo, ovviamente da buoni napoletani, siamo andati al ristorante tutti quanti. Ci volevano, oltre che abbiamo il grande
No, grande Sasà è come Sasà è uno normalissimo come tutti quanti voi, mi è stato un piacere. Sì, vabbè, chiudere questo weekend, chiamiamolo così, e seduti con le gambe sotto un tavolo, e ricordiamo anche D'Annunzia Dagnano, ai nostri amici D'Annunzia Dagnano, che salutiamo sempre. E poi siamo andati tutti allegramente a casa di Armando, dove c'è stata questa esibizione pianistica. È stata la cosa più bella, perché finalmente però devo dire anche un'altra cosa, e questo non me ne vorranno i tifosi della squadra avversaria. Abbiamo goduto anche della vittoria del Napoli, perché dopo c'era la partita, non diciamo con chi, ma abbiamo vinto. Avevamo i cuori leggeri, quindi è stato proprio bellissimo, l'escalation fino all'apice. Io questa cosa la farei tutte le settimane, perché è troppo bello. Sì, la suonata, la mangiata e la partita vinta. Ma che vuoi più della vita? Madonna mia, dai, è molto bello. Senti, insomma, come state preparando? Allora, noi ora stiamo lavorando, a parte che sempre per lo spettacolo che facciamo, e che appunto tu stavi accennato, e io ci terrei a chiarire che è un po' diverso, non sono le patriottie, anche perché alcuni di noi, due o tre di noi, vengono proprio dal rock. Io ho sempre fatto rock, cover, noi tutti i ragazzi, insomma, tutti altri no, quindi diciamo veramente abbiamo fatto questo connubio, anche perché ci è venuto quasi naturale dimostrare che la musica napoletana è internazionale. Noi non a caso in alcuni pezzi che noi facciamo, che sono tutti classici napoletani, quelli più conosciuti, sentiti, ci sono a volte dei riff uguali, oppure che richiamano alcuni pezzi rock. Non voglio fare nomi, non voglio fare qualcuno, mettere un po', perché anche mi dimentico che no, però diciamo ma volutamente ci sono, infatti noi lo diciamo, non è sì, alla fine facciamo il pezzo, esatto. Qualcuno verrà a sentirlo praticamente come facetta Mamma, che finisce come il pezzo della grande PFM, vedi, subito mi è rimasto, salutiamo e mi è rimasto impresso proprio, capito? Quello bellissimo. Sono tutte perché si richiamano, perché comunque non so, la musica napoletana, proprio i classici napoletani, posso assicurare, se uno ci si mette da vicino riesce a fare quasi di tutto, che la vuoi trasformare il rap, la vuoi ci vuoi mettere il classico, cioè perché è bella, è proprio una musica che ti prende il cuore, e quindi come la sai è bella. E noi chiaramente, da buoni rocchettari, alcuni di noi, chi la voleva fare una maniera in realtà che risarranciamo alla sombra, sono dei Napoli originalmente. Con questa esperienza non dico di più perché devono venire a sentire, oppure qualche altra cosa la vedranno, e così è nato questo. Ora noi siamo veramente in questo momento, stiamo cominciando già un po' a tirare giù pezzi nostri, perché ne abbiamo, sempre su quest'onda qua in napoletano, però ecco, senza dover dimostrare, senza paletti, rock esatto, cioè la vostra espressione, la musica nostra come la stiamo. Ma io vorrei più importanti, che stanno tirando un po' fuori la nostra anima sotto. Vorrei però ricordare anche che non siete nuovi a una situazione discografica, perché io ho visto un LP tra le altre cose dove c'eri tu ed Armando. In questo LP l'avete prodotto voi, l'avete fatto voi, anche lì c'era un acronimo di 4 nomi che si chiamava questo LP, dove c'erano pezzi che non sono napoletani ovviamente, giusto? No? Nel senso... No, non sono napoletani, no, i FAC lì avevamo 8 voci femminili, ci siamo trovati in 4 e veramente abbiamo tirato fuori queste LP, loro cantavano benissimo, abbiamo fatto dei cori, veramente lì erano tutti pezzi nostri che all'epoca abbiamo tentato disperatamente, anche a Roma, una cosa discografica, di farli fare ad altri, perché noi non ci sentivamo musicisti, volevamo usarli, e niente, no, non lo so come li facevamo noi cori, non ho trovato altri in quel momento. Ma è così, non erano i nostri, e quindi abbiamo fatto questo praticamente.
Comunque bello, un bel album, che datato, che anno era, che non mi ricordo. Molti anni fa, non mi dire l'anno, ma era... È il secolo scorso sicuramente. Comunque parecchi anni fa. No, vabbè, ho capito, signori e signori, Claudio Russo non vuole dire la data perché non vuole farle scoprire quanti anni ha lui. Eccolo qua, va bene, diciamo la verità, se non me lo giù, veramente non ti guarda, ma anche io non mi ricordo. No, io ho questo grande problema, infatti non so come riesco a suonare, questo devo dire la verità. Io ho questo grande problema, non mi ricordo le date, non mi ricordo i nomi, non mi ricordo i nomi dei brani, ma guarda, però quindi senza ascoltare mi riesco a suonare. Ma te l'ho detto, che devo fare. Te l'ha detto anche Eva, io ho questo problema anch'io. Tu fammi suonare le canzoni dell'Ottocento, te le suono, ma fammi cantare una canzone con le parole, se non c'è il foglio davanti, io non sono legato, sono morto proprio, non ci sta niente. No, invece a me appunto è strano, proprio perché io anzi non ho partiture davanti, neanche come canto. Ho visto. Non riesco proprio, io lo devo sentire, devo guardare gli altri, e poi riesco a farlo. Ma questo solo con la musica, poi non mi ricordo niente. No, io la musica non ho mai bisogno di spartiti, credimi, perché ci sono anche dei video che lo dimostrano. Però le parole, guarda, io sono negato. Io c'è un concerto nostro che gira in YouTube di Whip ancora, eccetera. Allora ti spiego e vi spiego un attimino un trucchetto, una cosa che ho imparato, ecco perché io diciamo non ho le parole davanti, a parte che non faccio la prima voce come cantante, se devo fare qualcosa, una frase, cantare a memoria, due, tre, insomma, se devo fare tutto una canzone no. Ma ecco, già con i frac, quelle che abbiamo fatto, io non conoscevo una parola, non ricordavo niente, non c'avevo niente davanti, però ero così bravo, io me lo ricordo questa cosa, che guardavo, facevo anche io il controcante, e io guardavo proprio le labbra. Leggevi il labiale praticamente. Guardavo le labiali, ci mettevamo la T4 vicino, tanto così, e io pur non sapendo le parole, però era talmente immediata il fatto di cantare. Ma io se io non ho nessuno davanti che guardo pubblico, siamo fregati, se non abbiamo nessuno siamo fregati. E questa è una cosa divertente. A noi se spengono la luce le mani vanno da sole e suoniamo. Però se ci sta pure un riflettore, ma non ci sono le parole, hai voglia. No, ma diciamo che basta che c'è qualcuno che canta, noi ci possiamo cantare a prezzo, giusto? Esatto, quello sì. Se c'è qualcuno siamo fregati. Poi mia moglie dice che io sono un ottimo autore a inventare le parole al momento, perché io non mi perde coraggio, capito? Allora, PSOB abbiamo scoperto, per quei pochi che non lo sapevano, le origini dell'acronimo di SOB e il periodo in cui hanno avuto il successo, grazie ovviamente, qui arrivano drink senza i messaggi che arrivano, grazie anche a questo fatto di aver fatto le parodie di alcune canzoni con i testi cambiati. Arbore li ha scoperti e li ha fatti ospiti fissi nel programma solo televisivo Streaming Cities Show, e questo ai 100 anni di Carosone, perché hanno festeggiato assolutamente, c'è avuto lì dal vivo, abbiamo cantato insieme a lui, Bollani, insomma, che potevamo suonare. Ragazzi, abbiamo detto Bollani, a me con Stefano si sono paralizzate le mani, sinceramente. Io posso dire, gliel'ho chiesto a Stefano, posso dire di aver suonato con Stefano. Ho messo un dito indice sul piano mentre lui suonava. Scusa. Abbiamo suonato insieme. Qualcuno può dire di no? Scusami. È stata una bella esperienza, grazie anche a Renzo che ci ha portato, insomma. Adesso ci vuole bene, ci ha voluto bene. E mi vuole ancora bene, perché Renzo è un grande personaggio. Ci chiama, vuole sapere che facciamo, andiamo avanti, poi ci sta pure qualche progetto, vedremo. Chissà, non si può mai sapere, le vie del Signore sono infinite, no? Come diceva Massimo Davisi. A Brescia. Magari. Anche perché la Laurito abita qua, per cui a questo punto qui abita a Brescia, quindi quindi è facile. non si può mai sapere, capite com'è?
Ho capito. Sicuramente se veniamo glielo avvisiamo, Ah, benissimo, benissimo. Noi pure l'abbiamo conosciuto. E chi lo manda nel carno mulambicio, non deve preoccupare, un taccam, come si suol dire. Senti Claudio, io ringrazio per questo tuo intervento, ringrazio per questa chiacchierata bella che abbiamo fatto, sicuramente sarà piaciuto anche ai nostri telespettatori, anche perché ti ripeto, i telespettatori, gli ascoltatori che ci sentono. I consensi che sono arrivati ci sono abbondantemente, io ogni tanto vedi, sono con l'occhio, anzi tu non vedi, vedo io, sono con gli occhi, io no, che sono col telefonino, sto fuori, quindi non... sono con gli occhi giù a guardare la chat così, eccetera, eccetera. Allora, salutami tu il resto dei sob. L'abbraccio e aspettiamo due. Diciamo che annunciamo già che stiamo preparando, perché voi ne siete in setta, quindi una cosa particolare di annunciare uno special, un collegamento con i SOB, dove avremo il piacere di averli in diretta tutti o quasi tutti in questo caso, anche perché alcuni di voi non abitano a Napoli, quindi diventa un po' difficile metterli tutti quanti assieme. Quasi tutti, vediamo. Ecco, così faremo questo collegamento intervallato da vostre canzoni, quelle qualcuna di quelle diciamo che avete fatto nel periodo della pandemia, ma anche nella versione propria, quella che avete fatto in concerto, va bene? Qualcuno del nostro spettacolo, così cominciamo a vedere. Esatto. Bene, ti ringrazio, ti auguro buona domenica e mi auguro che calcisticamente oggi si ripeta quel risultato. Speriamo, io mi metto a tavola, mi metto a piano, mi metto con il video, adesso che tutto va come l'altro. Ecco, allora io voglio ricordare che siamo in diretta, perché per qualche malpensante non lo potrebbe sapere, faccio vedere l'orologio, non so se si riesce a vedere, vabbè. No, siamo proprio in diretta, io porto... Si è scaricato l'orologio. Dillo tu in diretta che ore sono. Io porto 11:41, mezzogiorno meno un quarto. Ecco, io faccio 11:41. No, a Brescia 11:41 perché noi ci portiamo avanti sempre, capito? No? Allora devo dire che hai porto 43. Allora ecco, vogliamo fare. È 42, dai, è risolto il problema. Quindi che porti di buon auspicio la partita di oggi, dai. Va bene, grazie Sob. Un bocca al lupo, un abbraccio a tutti. Grazie, ciao caro, ciao. Grazie, Ciao. Amore, che cosa mi cucini? Visto che non possiamo uscire, che siamo ancora in zona rossa. Che cosa vuoi? Che cosa vuoi? Che cosa vuoi? Ulisse, una cosa buona. Cosa vuoi? Una bella casatiella, zogna e pena. Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai. Una bella pastiera. Proprio mai. Almeno un capretto che è patata. Adesso ormai ci puoi provare. La carciofola arrossù. Chiamami tormento, dai, già che ci sei. Ma dacci ritto, in una voglia passatiera, in una voglia fa. Caramelle, non ne mangi più. Ma è solo un gonfiore. Sassi già fiorelli, questa sera li diamo ad un altro. Un bel brodino ti posso servire. Che stai a dieta che fa e gli fa. Scende sta panza e dopo si vedrà. E allora come Ulisse fa mangiare? Scarole, scarole, scarole. Madonna mia. Scarole, scarole, scarole. E hanno un parolo imbuzzonato. Scarole, scarole. Non ce la posso fare. Scarole, 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 scarole. Scarole, soltanto scarole. Scarole per noi. Ma non è possibile. Io volessi che saccia qualcosa più. Ma tu che vuoi, ma tu che vuoi, ma tu che vuoi. La lasagna che può
Gianni Mulignano. Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai. Ma a me questo mi piace. Proprio mai. La frittata di maccheroni. Nessuno più ti può fermare. Sei taglia 66, un po' troppo direi. Un panzarotto solo, dai, ti prego. Cotolette non ne mangi più. Non ci capite, siete meglio a casa con mamma. Ragù e fusilli normalmente ti fanno ingrassare, ma io ti voglio veder dimagrire. L'uomo che voglia fa sempre con me, mangia di meno e trasse nel gilet. Ma allora che ci mangiamo? Scarole, scarole, scarole. Ne voglio. Scarole, scarole, scarole. Non sono fritte, una zuppa che cozza. Scarole, scarole. Allora mi fa morire. Scarole, 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 scarole. Scarole, soltanto scarole. Scarole per noi. Sina carogna, sina carogna. Scarole, scarole, scarole. Mi son come sostanze. Scarole, scarole, scarole. Fritte parazze. Scarole, scarole, scarole. La voglia sta pazza. Scarole, 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 soltanto scarole, scarole tra noi. Bene, torniamo in diretta, torniamo giusto per i saluti, dobbiamo concludere, siamo arrivati al termine di questa trasmissione, potremmo dire improvvisata, perché ho voluto così ieri creare questa situazione, rimontare il tutto bene in questo studio che non lo usavamo quasi mai, però è giusto dare vita anche a questi programmi tipo radiofonici, chiamiamoli così. E quindi io mi concedo a voi dandovi comunque appuntamento per quanto riguarda la nostra scaletta televisiva. Si riprende poi dagli studi con gli appuntamenti quotidiani, con il salotto e tutte le altre situazioni, anzi fra poco sarà pronto il palinsesto nuovo dove conterrà anche proprio in senso di contenitore, conterrà uno spazio riservato di nuovo al programma dei bambini e ai giovani e giovanissimi per quanto riguarda la discoteca. Cioè avremo il DJ che mixerà, vi farà vedere un po' tutto e quindi sarà un po' abbastanza. Vi ricordo anche che siamo in alcune fasce, non sempre su Twitch, quelle riservate più ai giovani siamo su Twitch, per cui chi vorrà seguirci quando lo indicheremo potrà venirci anche su quest'altra piattaforma che è molto seguita dai giovani. Bene, mi concedo a voi augurandovi la buona domenica e arrivederci, a presto, ciao!